un calvario per chi deve affrontare questo e per cercare di capire quanto gli spetterà, quando, come e in che tempi, ma noi l'avevamo fatto perché, visto che avevamo già fatto partire la misura, avevamo già scontato tutti i ritardi dovuti al grandissimo numero di domande che sono pervenute nei primi mesi, stavamo andando a regime e poi con l'assestamento 2016 abbiamo iniziato a virare per far sì che ci fosse il primo allineamento con il SIA, adesso abbiamo un secondo allineamento con il REI ed è il motivo per cui noi rimaniamo scettici comunque anche su questa decisione, perché ovviamente eravamo favorevoli a fare tutto da soli a maggio, aprile, quando abbiamo presentato la mozione, non è che abbiamo cambiato idea e ovviamente rimaniamo della nostra. Lo dico qui senza tornare a intervenire dopo, non avendo nemmeno previsto quel mini allineamento che chiedevamo noi, perché vede Assessore, è vero che secondo voi saranno poche le persone che non raggiungeranno il limite previsto dal MIA? Secondo me saranno tantissime quelle persone, perché io vi ho fatto il caso degli scaglioni più bassi, ma noi prevediamo 6 scaglioni e quei 6 scaglioni lì vuol dire gente che avrà comunque un reddito da qualche parte, perché ovviamente non potranno essere proprietari di chissà quali beni per avere un ISEE pari a 1.000 o 1.100 euro. E quelli sono soldi, sono liquidità, sono lavoretti, sono qualsiasi entrata che può avere un nucleo familiare composto anche da minori che possono anche lavorare. E allora io mi chiedo, non saranno così poche quelle persone, soprattutto, ripeto, in fase di prima applicazione. Ecco perché noi ovviamente voteremo contrario a tutto il provvedimento e questo lo ritiro perché so già che fine farebbe. Grazie. Ritira il 2-bis-1. Il 2-bis-1. Bene, quindi andiamo allora all'articolo 3 che non presenta emendamenti e non vedo iscritti al dibattito, quindi metto in votazione l'articolo 3, è aperta la votazione.